Coach Ale Bertolucci, una vittoria certo sofferta, però l'aspetto positivo è un pressing selvaggio che ha portato a un mare di palline recuperate sulla tre quarti in ogni zona del campo. Sì, l'unica cosa di buona di stasera è stata quella lì, perché poi non abbiamo tutte le palle che abbiamo recuperato, non le abbiamo sfruttate, quindi perdi energia, ti subentra poi il nervosismo, al di là della bravura di Ricky, che sappiamo che è un portiere di livello internazionale, ma ci sono stati dei contropiedi che non siamo neanche arrivati a tirare in porta, quindi dispiace perché sprechiamo tanta energia nel recupero palla e poi non riusciamo a concretizzare il contropiede. L'aspetto della finalizzazione è un po' adesso il tallone d'Achille di questa squadra, ma non è un problema tecnico perché la qualità dei giocatori è indiscussa. Credo che sia proprio un aspetto emotivo, la voglia di strafare a volte ti porta a essere precipitoso, a essere frenetico. Sì, perché se tu le vedessi durante la settimana capiresti tante cose. È legato sicuramente all'aspetto psicologico, è ovvio che deve crescere la personalità e la responsabilità singola, specialmente in questo tipo di partite qua, dove vanno sbloccate anche con delle giocate come per dire ha fatto Epinazza stasera, perché nel globale la squadra gioca, facciamo fatica poi dopo a concretizzare le occasioni. Con questo però faccio complimenti a Forte dei Marmi, che comunque è venuto qua, ha fatto la sua onesta partita e gli auguro il meglio. È cominciata una di quelle settimane iper intense, è cominciata bene con la vittoria sul Forte dei Marmi, però adesso c'è un appuntamento dietro l'altro, c'è giovedì ancora il Portogallo, ancora Lisbona, lo Sporting, si passa da un colosso all'altro, prima Benfica, poi Sporting che ha battuto in rimonta il Barcelos, quindi è una squadra di quelle attrezzate, una di quelle regine. Sì, è chiaro che si parla della squadra campione del mondo in carica e sappiamo che sarà una trasferta difficile, è una partita complicata, però dobbiamo andare là con la testa come abbiamo fatto contro il Benfica, cercare di giocare la partita, di cercare di prendere punti se è possibile, sapendo che è molto complicato, e poi dopo ci aspetta la trasferta di Follonica quando si rientra, quindi una settimana molto dura dove parleremo e vedremo più video che allenamento.